Istituzioni e sindacati chiedono a Governo ed Eni un'operazione verità sul sito di Porto Marghera. La richiesta formalizzata al termine di un incontro svoltosi al tavolo comune convocato in Regione a Palazzo Balli. La novità è che viene esteso un documento comune che verrà presentato unitamente tra le forze sindacali e le forze politiche, quindi Regione, Provincia e Comune, come richiesta del territorio verso il Governo. Sta passando l'idea che da altre parti si riesce a far più cagnara e quindi si porta a casa di più. Direi che a questo punto dobbiamo fare squadra, farla molto di più e fare in modo che a 360 gradi sia all'interno del Consiglio dei Ministri che in Parlamento, quando si discute del Veneto, ci sia una sorta di motore di ricerca che blocca le cose e fa in modo che il Veneto porti a casa. Come istituzioni dobbiamo fare in modo che il Governo, ma soprattutto Eni, faccia un'operazione verità, cioè ci dica veramente che cosa vuol fare e su questa base noi saremo in grado di programmare l'utilizzo di Porto Marghera. Noi abbiamo chiesto intanto di fermare la cassa integrazione all'Eni e alla raffineria finché non c'è un progetto industriale per questo stabilimento, ma abbiamo chiesto anche un tavolo di discussione dove la Regione, la Provincia e il Comune mettono tutta la loro forza perché bisogna fermare il disimpegno delle aziende a partecipazione su Venezia. Un grande assente, gli industriali di Venezia purtroppo, perché oggi c'è stato un fatto davvero straordinario, aver messo assieme tutti i tavoli istituzionali con il tema di Porto Marghera e sviluppo di questo territorio, senza, come dire, gli industriali, ma anche un pezzo importante. Tanto verso l'ennesimo tavolo, diverso dagli altri? Sicuramente questo è un tavolo diverso e questo è un tavolo è molto importante per la determinazione che Comune, Provincia e Regione stanno mettendo al fianco del sindacato. La questione sostanziale è che il messaggio deve arrivare a Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'Eni, e fino ad oggi crediamo che siano arrivate più le richieste di denaro all'Eni che non le indicazioni verso come gestire questo territorio.